Il bootcamp è una metodologia innovativa di selezione dei talenti, così è nata nel 2015 su iniziativa della Regione del Veneto, e se appunto l'obiettivo originale era quello di far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro, negli anni si è evoluta fino a diventare una metodologia innovativa di valorizzazione delle competenze trasversali che permette, oltre alle aziende di vedere i giovani talentuosi, anche ai giovani di autovalutare le loro competenze e rendersi conto di quali sono i loro punti di forza e di debolezza su cui lavorare. Il passo del leopardo è la prova più significativa del percorso perché ricorda l'addestramento dei Marine, e la determinazione la vedi perché non è piacevole strisciare. Lo voglio fare o lo devo fare? E lo leggi negli occhi dei ragazzi e nel modo che hanno di muoversi. In questa prova osserviamo l'orientamento al risultato. A volte un ragazzo da solo non ce la fa e ha bisogno dell'aiuto degli altri, e in questo modo la squadra impara a diventare tale e a non essere un insieme di singoli. La slackline è un esercizio fondamentalmente di concentrazione fisica e mentale. Il lavoro di oggi doveva essere fatto a squadra, molte volte si vedevano i ragazzi lavorare singolarmente, e non però solo, poi con alcuni ragazzi che nostro avevano problemi fisici, hanno lavorato in gruppo dovuti a distorsione caviglie. All'interno del percorso del Bootcamp Challenge una squadra si mette alla prova per funzionare bene insieme. Se ti ostacoli, non superi bene le corde, non ti passi la liana, non riesci a fare un buon tempo. La visione strategica nella prova dello stepping è come al lavoro. Bisogna decidere varie alternative. Entro nei pneumatici o rimango fuori? Come mi passo la gomma finché gli altri la trasportano? Nelle orienteering osserviamo la competenza trasversale del problem solving. È forse la competenza più importante sulla quale ragioniamo. Prendono in mano una mappa, prendono in mano una bussola, si devono orientare come al lavoro. Cercano di individuare dove andare, se ci arrivano, in quale tempo, chi lo fa, sono gli indicatori più importanti che osserviamo per capire il problem solving. In mezzo alle varie prove fisiche c'è anche una prova cognitiva di ragionamento. La visita al museo mette alla prova il gruppo che deve lavorare dividendosi e organizzandosi. E in questo si vede sia la capacità di iniziativa sia lo spirito di gruppo. Se lavorano tutti insieme non riescono a rispondere a tutte le domande che la prova richiede. Se se le dividono e lavorano in gruppettini affiatati riescono a raggiungere il risultato. Nel bootcamp c'è un'altra prova cognitiva a fianco alle molte prove fisiche, è lo storytelling. I ragazzi ascoltano la storia di un imprenditore e rappresentano quello che questa esperienza gli evoca. Noi osserviamo come il gruppo interagisce sia nella costruzione di questa storia sia nella sua rappresentazione davanti ad una giuria formata dagli stessi imprenditori.